La stagione Remiera 2019 veneziana entra nel vivo, la competizione si infiamma, ma c'è un dato tra gli altri che deve far rallegrare gli appassionati e tutti i veneziani. Il movimento del remo e della voga, dopo anni di crisi, sembra finalmente attraversare un buon momento di rinnovato fermento. Sono soprattutto i giovani a mettersi in evidenza in queste prime regate e per la prima volta è stata costituita una nuova categoria dedicata alle giovanissime, alle donne dai 14 anni in su che hanno debuttato nella regata dei Santi Giovanni e Paolo che vediamo nelle immagini. Un tassello mancante, la categoria delle giovanissime, che è stata introdotta in forma sperimentale con la prima regata dedicata alle giovanissime. Praticamente quella fase di età che dopo l'uscita della categoria Macciarè, quindi 14 anni, fino ai 18 anni non avevano alcuna competizione dove potersi iscrivere. Oggi invece c'è. In generale è tutto il mondo dei giovani che sembra essere tornato ad appassionarsi al remo, disciplina della tradizione veneziana che richiede impegno e sacrificio. I giovani ci sono sicuramente abili, capaci ed hanno già acquisito parecchia esperienza, l'hanno dimostrata con quel confronto sulle gondole a un remo che è stato spettacolare, va bene, che non hanno soltanto divertito tutti i presenti ma hanno anche seriamente dimostrato che la continuità comunque c'è e anche l'insidia alla categoria dei campioni c'è. Non resta che attendere le prossime sfide.